Bene, vi avevamo raccontato di Calici di Stelle, dell'anteprima nazionale qui a Venezia. E siamo a Venezia, siamo dove, Emanuela? Siamo esattamente nel giardino del Casinò di Venezia, quindi un contesto davvero da favola stasera, e tutto intorno a noi ci sono dei banchi di degustazione dove è possibile avere un assaggio di tutta una serie di produzioni di eccellenza. Ma adesso seguitemi perché c'è una sorpresa per voi. Andiamo! Naturalmente la sorpresa, un secondo solo interrompiamo, ma noi andiamo avanti. Una sorpresa per i nostri telespettatori, una sorpresa naturalmente che vede coinvolta Maria. Maria, qual è questa sorpresa che ci volevi riservare? Io passo la parola a Carlo, al Presidente, perché deve annunciare una cosa bella. Presidente, cosa devi annunciare? Non lo so, come sempre le donne ti mettono lì. Allora, annunciamo che quest'anno abbiamo due importanti città, grandi luoghi importantissimi delle nostre montagne, che hanno tutte e due Calici di Stelle, quindi c'è questo gemellaggio tra il Veneto e il Trentino, tra il Trentino e il Veneto, quindi Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Direi gemellaggio d'alta quota a questo punto, no? Esatto, sì. Partiamo da Cortina, visto che siamo in Veneto. Beh, è un gemellaggio dolomitico perché è provinciale, e quindi noi saremo il 12 di agosto all'Hotel della Posta a Cortina d'Ampezzo, e quindi vi aspettiamo numerosi. E invece E poi dove andiamo? Arriviamo in Trentino, noi siamo il 10 agosto. Ah, quindi li precedete? Li precediamo un attimino. È la prima edizione per noi, saremo 16 aziende, e 16 cantine e 2 distillerie a brindare in alta quota, al rifugio Patascos di Madonna di Campiglio. Quota? 2000 e più. Più di 2000 metri, Presidente, qui veramente ci avviciniamo alle in stelle. alto. Le stelle. Non so se vi ricordate la famosa pubblicità di una persona che ci ha fatto crescere tutti, no? Certo. Sempre più in alto, no? Naturalmente siamo stati alle Tofane, siamo stati in tanti bellissimi posti, adesso andremo all'Hotel della Posta. Andiamo all'Hotel della Posta, vi aspettiamo tutti a Cortina, quinto anno, e si verrà molto bene perché ci saranno, come sempre, quasi tutte le regioni d'Italia. Però le Benissimo. vediamo in alta quota. Benissimo. Maria, noi adesso andiamo a farci un giro perché non abbiamo ancora conosciuto tutte le cantine tue ospiti qui, e incominceremo penso qua vicino, no Emanuela? Beh, si parla di vini e si parla di montagna, qui abbiamo Masopoli, Gajerofo, una realtà che arriva proprio dal Trentino. Abbiamo Masopoli, Gajerofo. Noi ci siamo conosciuti con Aurora Endrici qualche tempo fa alla presentazione del vostro spumante di Masopoli in cantina da voi, ed è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché loro hanno una grande cultura dell'accoglienza nella loro struttura, sono bravissimi ad organizzare eventi e degustazioni guidate. Ecco, volevo chiederti, siccome stiamo parlando appunto di Calici di Stelle, di movimento turismo del vino, quanto è importante adesso per le cantine essere organizzati per accogliere i turisti e per fare informazione sul vino? Diciamo che sta diventando uno dei punti cardine proprio dell'organizzazione e della comunicazione per un'azienda, il fatto di poter accogliere. La cosa fondamentale è che quando tu accogli qualcuno in casa tua riesci a farlo star bene in casa tua, riesci a parlargli e a mostrargli proprio quello che fai, riesci anche poi molte volte a fidelizzare, diciamo, il cliente, e riesci a regalargli anche proprio quelle che sono l'essenza del tuo lavoro, della tua terra, e riesci sempre, diciamo che è sempre un vantaggio avere qualcuno che viene a casa tua, quindi ben vengano queste iniziative, questi movimenti. Emanuela, io volevo in qualche modo fare un focus, vedo che qui le bottiglie sono vuote, quindi il successo è stato notevole, no? Focus su uno di queste etichette. Beh,
Allora, innanzitutto io avevo un bellissimo ricordo del vostro spumante, vedo che c'è qualche bollicina stasera in assaggio, raccontaci un po'. Cosa avete portato di particolare? Sono chiaramente 4 aziende trentine. Abbiamo Gajerov che ha portato il suo Trento DOC Series, è un metodo classico, Trento DOC fatto con uve Chardonnay. Poi abbiamo un'altra azienda, Maso dei Chini, un'azienda relativamente giovane che ha cominciato a produrre da 1-2 anni, che ha presentato la sua riserva in Chino, un 2010, un Trento DOC molto interessante. Abbiamo Maso Poli che ha voluto portare un vino un po' particolare, il Riesling, e poi abbiamo l'azienda Endrizzi che ha portato uno dei suoi vini più importanti, il Masetto Nero, vino molto interessante, rappresenta un po' le caratteristiche del nostro territorio, fatto con i 2 autoctoni, la Grain e il Teroldego, e Merlot e Cabernet. Quindi un po'... Bene, vi ringraziamo per la degustazione, torniamo dopo. Soltanto che buoni vini, però poi anche un'altra cosa per la quale vale la pena di andarli a trovare davvero, avete una terrazza che dà sulla piana Rotaliana che è un incanto voi lì a Maso Poli, davvero lascia senza fiato, complimenti perché davvero è un contesto meraviglioso. Mi ricordo il suo nome? Io sono Goffredo Pasolli. Benissimo, grazie. Seguitemi che adesso ci trasportiamo dalla parte opposta del giardino del Casinò. Seguiteci. Siamo ai Poderi Bixio, ci eravamo già visti prima per una breve presentazione. Siamo a San Bonifacio e naturalmente siamo in compagnia di... Io sono Francesca Bixia e mi occupo in azienda della distribuzione a livello nazionale e dell'organizzazione degli eventi. Prima parlavamo con te, Emanuela, dell'importanza del Soave per la nostra area, per il Veneto, no? Qui siamo in zona Soave. Sì, siamo anzi nella zona classica, la più antica, e poi insomma Soave, grazie al vino, si sta scoprendo che è bellissimo anche il borgo di Soave, tutta la zona da un punto di vista paesaggistico collinare. Tra l'altro prima mi raccontavi proprio anche di una zona particolare in cui voi ricavate alcune uve particolari, no? Le parlavo appunto del nostro cru, il cru Bassanella, che è un cru di circa 2,5 ettari, piantato a Garganega e si trova in uno dei borghi più belli, più antichi appunto di Soave, ed è un borgo legato alla storia appunto di questo paese, perché si narra che nel Medioevo il paese soffrì un periodo di siccità e un contadinello andò in Valponsara a pregare la Madonna, ebbe questa apparizione, esatto, e da lì sgorgò l'acqua e grazie a questo evento appunto la popolazione uscì da quel periodo grigissimo e fu eretto appunto il santuario dedicato alla Madonna, e alle pendici di questo santuario si trova il cru Bassanella. Prima parlavamo proprio con Floriano Zambon dell'importanza dell'enoturismo e direi che è sempre più importante proprio per l'abbinamento di questi vini con dei borghi, con delle zone che sono frequentate dai turisti, quindi c'è l'abbinamento della visita e della degustazione. Sì, Soave è un bellissimo borgo da visitare. Si beve direi decisamente bene, e per cui è un'ottima meta per passare una bellissima giornata. Bene, ti ringraziamo. Volevi chiedere qualcosa? Allora, lei prima parlava del loro cru, questa cosa è un altro aspetto interessante del Soave, si sta facendo un lavoro bellissimo sulla zonazione della zona del Soave, mi dicevano in consorzio, quindi si sta valorizzando il territorio anche in questo senso, cioè ogni vigneto viene mappato, ogni zona viene mappata per poterne tracciare quali sono le caratteristiche principali. Voi cosa
cosa ne pensate di questo lavoro? Ti rispondo immediatamente. Dietro la nostra etichetta c'è la cartina del cru Bravissima. e i riferimenti del maffè. Bravissima. Cioè, vedi? Sì, assolutamente sì, perché questo suave classico viene prodotto con le uve che vengono solo da questo cru, per cui abbiamo voluto indicare quello Vedi, che è. questa è una testimonianza del fatto che il vino è un ottimo modo per interpretare anche la geografia del territorio e comprendere la natura più profonda, quindi ecco, attraverso il vino anche questo. Qui è un incanto, tra l'altro, stasera, lo vogliamo dire che è veramente una cosa meravigliosa. È una serata bellissima. Andiamo. Un luogo di assaggio che mi attira. Piave, Latte Busche, una realtà importantissima in Veneto, in Italia e anche all'estero. E prima eravamo qui in compagnia nelle fasi preliminari proprio per capire un attimino cosa c'era di buono questa sera. Sì, buonasera. Questa sera abbiamo il Piave Oro, 12 mesi d'oltre di stagionatura, un formaggio un po' a tutto pasto e va molto bene appunto anche con la polenta e quel tipo di prodotti lì. Vediamo che anche questa sera ha molto successo e di questo ne siamo contenti, vediamo che ormai Che è sparito. l'hanno spazzato via, siamo molto contenti di questo. Questa è una grande soddisfazione, vuol dire che il prodotto c'è. Esatto. Il consorzio è molto felice di tutto questo e speriamo appunto continui a essere sviluppato e conosciuto al mondo, oltre che in Europa, che ormai è conosciuto anche in Europa. Ci ricordi il tuo nome? Alberto Piva, salve, collaboratore di Aprola. Grazie ancora e buon lavoro. Quindi abbiamo fatto questo rapido abbinamento del cibo e del vino. Ancora un attimo di pazienza e poi arriviamo. È il nostro ambasciatore a Venezia, Giovanni De Rusteghi, Massimo Sala, Giovanni D'Este. lui è il nostro ambasciatore a Venezia. Il Baccari è un'istituzione storica. È il Baccaro. Sta esagerando. Sto dicendo solo la verità. L'azienda più antica del Coglio, quindi l'anno prossimo faremo i 150 anni, quindi potremo... Diciamo tutto, perché già la stoicità di questa azienda ci dà già un abbrevio buono. Innanzitutto questa è un'azienda storica del Coglio e comunque ha fatto conoscere anche il vino italiano di qualità nel mondo, quindi è uno dei nostri ambasciatori italiani, l'ambasciatore. E quindi volevo dire anche un'altra cosa. Oggi posso dire che l'azienda Villa Rusiz è stata la prima azienda in Coglio a portare il Sauvignon, quindi il nostro fondatore ha portato il vino, ha portato la prima barbatella di Sauvignon in Friuli. C'è tanta storia di poca roba, però siamo fieri, è il nostro ambasciatore porterà sempre questo e noi come azienda siamo fieri di questa nostra cosa. Cos'altro aggiunge Emanuele? È una cosa importante, bisogna sottolinearla perché in Italia sono due le zone d'elezione, in particolare una, il Coglio, dove vengono prodotti i migliori Sauvignon italiani, quindi non a caso era giusto rivendicare anche questa storia. Io volevo chiedere un'altra cosa, che insomma qui siamo ad un evento organizzato
organizzato appunto da Movimento Turismo del Vino. Voi che avete uno storico così importante, più che mai voi potete dare una testimonianza, secondo me, su quanto è importante per un territorio, per il turismo in un territorio, il vino come veicolo. È stato così nella vostra zona? Cioè noi l'ambasciatore del nostro prodotto è il territorio. Il territorio ha portato la possibilità di portare in tutta Italia il nostro prodotto, quindi noi siamo fieri di questo e porteremo sempre avanti. Devo dire anche una cosa, la nostra azienda vive non di lucro, vive dei nostri bambini. Noi abbiamo 18 bambini in casa famiglia e abbiamo questo progetto e questa cosa che ci porta e ci rende fieri e noi viviamo per loro. Questa è la cosa che forse voi non sapete, però queste parole mi sembrano già una cosa che va oltre, no? Come si dice, il commercio, no? Io sono emozionato, però lo dico volentieri perché noi viviamo per questo, la nostra azienda non ha scopo di lucro, noi siamo una fondazione e viviamo per questo, viviamo per i nostri bambini e viviamo per, ad esempio, vedete lui è uno delle enoteche più importanti di Venezia, oggi è qua con noi perché ha sposato il nostro progetto, vero Giovanni? Assolutamente sì. Si parlava un po' del progetto vostro, della fondazione. Come si fa a non aiutare i bambini così? Proprio prima dei 18 bambini. Lei è mai stato lì? E allora la invito a venire. Capisce cosa vuol dire l'impegno di queste persone a fare vino? La invito a conoscere il loro enologo, che è un ragazzo che ha 30 anni. Geniale come il cognome, Giovanni Genio. Geniale. Ragazzi, questo invito qui non si può non accettare, quindi mettiamo in agenda di venite perché ne vale la pena. Noi siamo emozionati perché noi viviamo un sogno, non vendiamo vino e facciamo vino, noi cerchiamo di rendere felice qualcuno e noi ce la facciamo. Sono emozionato, lo dico con emozione. Io sono responsabile commerciale dell'azienda e vivo questo sogno e ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità di vivere questo sogno con loro. È la verità. Proprio concludere con queste parole, con queste emozioni che arrivano dal cuore e che effettivamente nessuno può, meglio di voi, poter trasferire. Villa Russi, un sogno, e questo è. Noi viviamo per i nostri bambini. Ricordiamocelo sempre. C'è quella vecchia, c'è quella. Continuiamo con le nostre sorprese, con le nostre interviste, andiamo in giro cercando personaggi da intervistare, seguitemi ancora, andiamo bene. Vino e sigarillo. È il massimo. È il massimo. Venezia ancora di più. Venezia e 20 ancora meglio. Venezia, ciao. Gusto in diretta. E poi basta. È veramente una bella edizione dell'anteprima nazionale. Direi di sì. La nostra amica comune Botter. Maria colpisce. O anzi le due sorelle Botter hanno colpito davvero. Buona serata perché il mio sigarillo si sta consumando. Benissimo, ti lasciamo ai tuoi piaceri. Ciao Mario. Adesso è arrivato il momento di assaggiare qualcosa perché abbiamo chiacchierato, abbiamo passeggiato, adesso andiamo. Sbaglio, è arrivato un messaggero che ti ha portato una indicazione. Sì, è arrivato un consiglio ovviamente, però noi insomma già avevamo addocchiato un po' questo angolo e il Lugana, il vino che adesso andremo ad assaggiare, è un po' una cosa che appartiene al nostro territorio, alla nostra cucina, è un vino al quale in Veneto siamo molto affezionati.
proprio questo volevo. Avevo proprio voglia di una bollicina. Qua abbiamo una bollicina da Lugana. Questo è un Lugana fermo. Ah, il fermo. Alla bollicina. Bollicina, ecco qua. Siamo rimasti con questo. Oh, benissimo. Allora, questo è un Lugana 100%, metodo classico, 20 mesi di affinamento sui lieviti. Fantastico, lo assaggiamo. Qui siamo sulla sponda lombarda? Assolutamente sì. Siamo tra Sirmione, Desenzano, Peschiera, provincia di Brescia. Comunque siamo nella zona delle 3 province che si dividono. Siamo un'azienda agricola a conduzione familiare. Io e mio marito, abbiamo 3 figli, questa è la più grande. Siamo una piccola azienda. Non so, fatemi qualche domanda. Non lo so. Beh, allora, innanzitutto complimenti per questo metodo classico, perché ha una freschezza meravigliosa, una bella mineralità. Grazie. E, il vitigno, il Turbiana, si presta molto bene alla spumantizzazione, vero? Molto sì, però facciamo 3 fermi, 3 Lugana fermi e un metodo classico. Questo abbiamo iniziato a farlo così, per scherzo, e poi... E vi è riuscito molto bene. Molto bene, sì. I clienti sono contenti e noi siamo più contenti di loro. Benissimo, perché ovviamente la versione più conosciuta e diffusa è senz'altro quella ferma. Sì, però sono per il Lugana fermi, quindi per chi ne fa uno mosso è già una cosa... Ma infatti sono venuta ad assaggiarlo apposta perché sono vini che in realtà sorprendono. È la versione forse meno consueta, conosciuta, però in realtà sorprendente. E una domanda sull'enoturismo anche a loro, perché insomma... Siamo qui appunto con l'associazione del Movimento Turismo del Vino. Le vostre sono zone meravigliose vicino, cioè sul lago di Garda, quindi già di per sé conosciute perché località turistiche. Però la domanda qua è all'inverso. Mi hanno detto che comunque chi fa vacanze sul lago di Garda negli ultimi anni ha iniziato anche a spostarsi come tappa turistica anche nelle cantine, è vero questo? Assolutamente, sì. Amano le cantine, cioè veramente lì è zona molto turistica. Voi organizzate anche appunto delle occasioni di accoglienza? Sì, visite guidate, organizziamo eventi per chi ne ha necessità, però sempre cose legate al vino, non facciamo feste private, ecco, no, assolutamente. E un'altra domanda, oltre agli italiani ovviamente, ma soprattutto so che c'è anche un turismo straniero legato. Assolutamente. Ok. E qual è? Tedeschi soprattutto. Tedeschi, sì. La Germania è sempre... Il lago di Garda è dei tedeschi, è suo e basta. Sì, però le mete anche noi facciamo fiere all'estero, Venezia, Verona. Quindi voi vi siete attrezzati anche in questo senso, cioè è un turismo che vi ha portato anche ad attrezzarvi, ad organizzarvi di conseguenza? Soprattutto per gli stranieri, soprattutto, sì. Per voi il tedesco è la lingua di base? Direi di sì, sul lago di Garda sì. Direi a questo punto magari veniamo a trovarvi e magari facciamo un Noi giro. è il primo anno che siamo qua, siamo stati invitati, sono contenta di essere... Sì, molto. Direi una serata riuscitissima. Sono molto contenta di essere stata invitata a questa serata. Adesso siamo nel vivo della festa proprio, perché sì. qui è una festa stasera, bellissimo. Guardate, è bellissimo, veramente per chi non è venuto ci dispiace molto perché vi siete persi un'occasione molto importante, però ce n'è un'altra a Cortina e nelle altre location dove è previsto Calici sotto le stelle. Basta andare sul sito di Movimento Turismo del Vino.it, quindi c'è un sito sul quale potete trovare tutte le informazioni, potete cliccare sulla regione che vi interessa e avere il calendario delle serate, insomma. Bene, che altro dire? Venezia Channel per prima, sempre.